non è più accettabile nessun ritardo. Le mamme amiche della pediatria dalla rabbia sono passate allo sconcerto dopo le ultime dichiarazioni del sovrintendente, che continua ad opporsi al progetto del nuovo polo della mamma e del bambino a tutela invece delle mura cinquecentesche. Le varianti che il responsabile della soprintendenza pretende siano inserite nel progetto farebbero lievitare i costi del 30% rispetto ai 54 milioni costo totale dell'opera. Inoltre il sistema di vetrate proposto dal sovrintendente ridurrebbe la superficie delle stanze dei piccoli pazienti. Ma non è tutto, si vorrebbe addirittura un nuovo progetto messo a punto da un architetto di alto livello. Una volta è l'altezza, una volta sono le distanze, adesso tutto il progetto che non va bene. Insomma, mi sembra che ci sia una sola cosa che a questo punto diventa chiaro o molto chiaro. Qualcuno non vuole la nuova pediatria. Le mamme non ci stanno e invitano il sovrintendente Vincenzo Tinè a venire a vedere in che spazi bambini e genitori sono costretti a vivere la degenza ospedaliera, con i medici che devono fare il salto ad ostacoli per evitare le brandine dove di notte dormono le mamme e i papà, o il pronto soccorso dove le carrozzine fanno fatica a passare. Non è un albergo a 5 stelle che stiamo costruendo, è un minimo degli standard necessari per essere competitivi oggi rispetto ad altri ospedali in Italia. Il sovrintendente parla sempre di rigenerazione urbana, tutela delle mura, ma manca solo una parola nelle sue considerazioni, fanno notare le mamme. Bambini, le cure dei bambini. I bambini e i genitori, guardate che avere un bambino che sta male, a Padova poi non si curano solo le dissenterie o le gastroenteriti, a Padova è un terzo livello per cui si curano patologie molto importanti, molto gravi, dove i genitori sono costretti a passare anche mesi in ospedale e magari anche fuori casa, magari vengano da città molto lontane, per cui credo che sia fondamentale oggi stare in luoghi dove non sei costretto a perdere anche la dignità di persona.